Sono fitte le indagini sulle lettere, probabilmente partite dal Veneto e con il timbro postale di Padova, apposte dopo essere passate al centro di meccanizzazione che riunisce la posta raccolta in regione, contenenti minacce al Presidente del Consiglio e a Don Maurizio Patriciello, il prete antica morra di Caivano, oltre che ad un giovane collaboratore del giornale di Vicenza e del quindicinale L'Altopiano, Adriano Cappellari. Per tutti e tre sono arrivati dalle più alte cariche dello Stato messaggi di solidarietà. Al giornalista vicentino anche una lettera firmata dal presidente della regione Alberto Stefani. La missiva anonima contiene minacce di morte alla Presidente del Consiglio e a Don Maurizio. Nei confronti di Adriano Cappellari si intima invece di farlo smettere di scrivere. Il giovane giornalista sarebbe oggetto di lettere anonime e minacce dallo scorso novembre, da quando ha firmato un articolo sul quindicinale L'Altopiano in cui aveva espresso solidarietà a Don Maurizio Patriciello dopo che nella parrocchia di Caivano era arrivata una lettera con dentro un proiettile. Nell'articolo il giornalista faceva anche riferimento ad un incontro promosso dal tavolo della legalità di Enego, dove il sacerdote era stato ospite nell'agosto del 2024, tavolo di cui faceva parte come referente anche lo stesso Cappellari. Da allora il giornalista è stato oggetto di minacce continue e sempre più pesanti e di lettere anonime pervenute anche alla sua abitazione e alla redazione dell'Altopiano ad Asiago. Finora però il giovane non ne aveva voluto parlare per non ostacolare le indagini che ora tutti si augurano siano rapide ed efficaci nel bloccare questo tentativo di intimorire il giovane giornalista e di farlo desistere dall'attività giornalistica, minacciando non solo la libertà di stampa ma la stessa libertà di espressione di ogni voce che si leva contro l'illegalità. Colpire un giornalista per il proprio lavoro significa colpire il diritto dei cittadini ad essere informati, ha scritto la redazione del giornale di Vicenza raccontando l'accaduto, esprimendo vicinanza ad Adriano, alla sua famiglia e alla redazione coinvolta e auspicando che venga fatta rapidamente piena luce sull'accaduto e che siano garantite tutte le necessarie tutele per il giornalista.